Alle 3 di notte mi chiama la sede operativa della polizia di Piazzale Roma dicendomi che un attimo che le passo la pattuglia dove che avevano a San Luca esattamente bloccato questo personaggio, questa persona con tutti i nostri averi. Al di là dello stress di essere svegliato di soprassalto nel cuore della notte, Massimo Cappellari può comunque tirare un sospiro di sollievo. Il suo ristorante in Sestiere di San Polo era stato appena visitato dal ladro seriale di locali e abitazioni di Venezia. Attivo da tempo e conosciuto di volta in volta anche col soprannome di Arsenio Lupin per via di un tatuaggio o di Cavalletta per le sue doti di arrampicatore, era in fuga dal bistrò con 4 iPad, le mance del personale e il fondo cassa quando ha incrociato una pattuglia della polizia. Erano in 4 quelli della polizia e uno dei 4, un atleta, è riuscito a bloccarlo perché il personaggio corre e l'hanno bloccato, l'hanno arrestato e quando sono arrivato qua era immanettato a fianco qua del ristorante. La vita dell'imprenditore è già abbastanza faticosa senza visite sgradite alla propria azienda. Qui resta il danno morale di aver visto il frutto del proprio sacrificio violato e a soqquadro, ma poteva anche andare peggio. La fortuna è che questa polizia era di pattuglia e essendo di pattuglia hanno visto questo personaggio, il conosciuto da loro, e l'hanno cercato di fermare. In quel momento del fermo lui ha cominciato a correre, è stato preso e prendendolo sono riuscito a recuperare tutto quanto, il furtivo, tutto quanto. Penso che un paio di, forse lato economico non tutto, però le attrezzature che erano quelle più importanti per lavorare il martedì ci è andata bene.